Grazie mille. Non posso nascondere l'emozione nel prendere la parola per la sede, per il prestigio dell'istituzione, per il luogo, la città e anche per l'urgenza dei temi. E quindi procedo subito. Volevo cominciare a raccontare il titolo, spiegare le parole che ho usato nel titolo e usando un dizionario americano. Antropocene è un'era geologica, è il periodo durante il quale le attività umane hanno avuto un impatto sull'ambiente. La contrasto con un'altra parola, umanesimo, che è diciamo una visione della vita centrata sui valori dell'uomo. Invece simbiocene non c'è nel dizionario, è una parola nuova della quale volevo parlare. E allora quando parliamo di impatto sull'ambiente, di ere geologiche, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del problema del clima, del riscaldamento. E quando parliamo di problema, parliamo di tipping point, di punti di non ritorno, della possibilità che esistano delle situazioni, dei processi, dei sistemi, oltre ai quali ci sono eventi che non si possono fermare. E di questo volevo parlare. Il nostro Presidente, non più tardi di ieri, sul Corriere della Sera, ha lanciato un allarme su questa città, questa meravigliosa città. Quello che vedete è una visione del mondo più ampia, dove Venezia, che potrebbe comparire in questo momento, non appare neanche. Qui vediamo dei problemi di dimensione ancora più grande. Venezia, dal punto di vista delle dimensioni, scompare in questa visione. Eppure Venezia è in pericolo, e se non facciamo niente, in grave pericolo. Com'è possibile? Com'è possibile che non stiamo tutti accorrendo come a Firenze quando c'è stata l'alluvione nel 66? E com'è possibile pensare che i nostri comportamenti possano causare, non voglio dire la morte, non voglio neanche pensarci, ma un danno a Venezia? Non è possibile. Non è possibile. Ci deve essere qualcosa, ci deve essere qualche meccanismo che dobbiamo capire meglio. È quella che in italiano chiameremmo l'eterogenesi dei fini e che in inglese è, non ho trovato una traduzione migliore che unintentional consequences of intentional behavior. Cioè, delle volte con le migliori intenzioni si può fare del male. Allora, per interrogarsi su questa cosa, a parte il fatto che c'è una parola greca, hubris, per interrogarsi su questa cosa io penso che sia il caso di interrogare i migliori tra noi, cioè di chiedere ai migliori tra noi com'è possibile. E hubris è la punizione divina per chi sfida gli dei. È possibile che nel cercare di essere migliori facciamo danno? E allora ho interrogato un po' il mio pantheon personale, cominciando dal fatto che io sono laureato in ingegneria civile in costruzioni di ponti. Quando studiavo l'eroe assoluto era Riccardo Morandi. Esistevano 4 o 5 ponti dei quali si parlava durante i corsi di ingegneria. Il Golden Gate, il ponte di Brooklyn, il ponte a Edimburgo sul Firth of Forth e il ponte di Morandi. I ponti di Morandi con lo schema strutturale che vedete in alto a destra. In realtà c'era anche un ponte che è il ponte Risorgimento a Roma di NBIC, però questo è un argomento da iniziati. Invece di questi 4 ponti si può parlare ai bambini. Si può guardare lo schema che vedete davanti a voi e capire come funziona questa struttura. Se poi si capisce anche di scienza delle costruzioni, si vedono tante cose, ma questo ponte è la Cappella Sistina dei ponti. Questo ponte è come le sculture di Michelangelo che si liberano del marmo. Eppure questo ponte è crollato. Nell'agosto del 2018 questo ponte è crollato e sono morte 43 persone. E in questi giorni, di nuovo è attualità
di questa settimana è in corso il processo e quindi la verità processuale giudiziaria non è ancora accertata, la verità tecnica neanche, e quindi io mi fermo, propongo questo come un argomento di riflessione per quando le acque saranno più calme. Parlavo poco fa con il professor Schreffler, ci sono competenze in questo istituto per ragionare su queste cose, è importante farlo. Si è ragionato in questo istituto 2 anni fa sul Vajont e sono temi simili. Allora, nel preparare questa conferenza ho interagito con un po' di persone, le ringrazierò poi, in particolare penso adesso a Tullia Iori e Giuseppe Marrucci, di Roma e Napoli rispettivamente, e ho interagito un pochino anche con ChatGPT, chiedendo a ChatGPT, essendo spaventato dal timore di ferire il senso comune, ho chiesto all'intelligenza artificiale di aiutarmi a fare un percorso. E quello che ChatGPT mi ha suggerito è di parlare di Giulio Natta. Giulio Natta è uno dei pochi premi Nobel italiani, premio Nobel per la chimica nel 1963, per l'invenzione, adesso potremmo dire, della reazione chimica, cioè delle tecniche per ottenere il polipropilene isotattico, che i boomer tra voi ricorderanno, è Mo Plen, dalle pubblicità di Gino Bramieri. Tutte le nostre cucine, noi non saremmo in grado di produrre un pranzo oggi senza quelle cose. E nella geografia di Giulio Natta si dice che Giulio Natta ha inventato il materiale che Dio ha dimenticato di inventare. E diciamo, come vedete da queste immagini c'è qualche problema. Si può fare una cosa di questo livello e creare dei problemi. E allora, che cosa voglio fare io? Voglio provare a capire se c'è un altro modo di pensare all'ingegneria che non diverso, e guardando al disegno della natura e guardando all'uomo. I nostri corpi, i corpi di ciascuno di noi, sono composti di cellule, tantissime. In americano diremmo 30 trilioni di cellule, fantastilioni, fantastiliardi. E ognuna di queste non è capace di fare nulla di quello che siamo capaci di fare noi. È l'insieme di questo numero enorme di agenti poveri, le cellule, che riesce a concepire la Cappella Sistina. E quindi volevo parlare di 2 cose. Una è la ridondanza. Ciascuna delle cellule che abbiamo nel nostro corpo contiene i blueprint, cioè il disegno di tutto l'organismo. Abbiamo nel nostro corpo 30 trilioni di copie di questo meccanismo. Non ce n'è una sola, non c'è un direttore, ci sono 30 trilioni di agenti indipendenti. Questo è un pensiero, diciamo, quando uno comincia a frequentare la biologia e ha di questi pensieri provenendo dall'ingegneria, sono di quei pensieri che arrestano. Il secondo è la cooperatività, è il fatto che questi agenti sono di basso livello, ma grazie alla cooperatività raggiungono funzioni elevate. Ok, e quindi guardiamo l'uomo. No? E possiamo attraversare il Canal Grande e andare a vedere questa fonte di ispirazione enorme, che sarà visibile nei prossimi 4 mesi. Io tornerò a Venezia per tornare a vedere questo capolavoro. E guardando quest'uomo non si può che dire, ma noi possiamo fare meglio di così. Non è possibile. Non è possibile abbandonare Venezia, non è possibile condannare il pianeta. E allora come possiamo fare? Qui devo cercare di evitare la retorica e quindi mi faccio aiutare da un superuomo, e da un grande potere deriva una grande responsabilità. Dobbiamo studiare e forse mi sono dimenticato una cosa che ricordo qui. Io guardo al passato e guardo al passato con una, diciamo, a proposito delle cose che dicevo del Ponte Morandi eccetera, una cosa da evitare è guardare il passato con gli occhi sbagliati, con gli occhi del presente. E allora cito il nostro Presidente: quando si riflette o si scrive sul passato, la cosa in assoluta più facile consiste nel proiettare all'indietro, in un passato che è indifferente se sia vicino oppure remoto, i modi di pensare, i sentimenti e le categorie,
le convinzioni di oggi. Ecco, io voglio guardare al passato per immaginare il futuro. E non sono il solo, ovviamente. Questo è uno studio apparso su Nature pochi giorni fa. E, è vero, Dio ha dimenticato di inventare la plastica e ha dimenticato anche, naturalmente, di inventare i batteri che poi la possano degradare. E quindi uno sforzo che è in corso è quello di trovare dei batteri in grado di degradare la plastica. Ci sono altri sforzi nobilissimi, anche di consorzi. Ho visto Roberto Bassi stamattina, che diciamo, la sua ricerca è la fotosintesi artificiale, riuscire a produrre energia in modo pulito. Io purtroppo mi occupo di queste cose da troppo poco per avere contributi di questo genere e posso raccontarvi due piccole storie. Grazie ovviamente a dei meravigliosi collaboratori, una dei quali siede in seconda fila, e quindi voglio parlare di due cose che abbiamo scoperte studiando la biologia degli organismi unicellulari con l'occhio dell'ingegneria, o della matematica, o della meccanica. E quindi il primo principio è il principio diciamo che governa qualunque funzione motoria nel corpo umano, e cioè il fatto che la produzione di energia, i motori, sono decentralized, sono distribuiti nel corpo. Non è uno. La nostra automobile ha un motore, se è ibrida ne ha due. E invece il corpo umano non funziona con due motori, funziona con milioni di motori. E quindi volevo ragionare un attimo su questo principio. Il secondo è farvi vedere una riunione di organismi unicellulari che, come noi oggi che ci stiamo riunendo, condividono del tempo. Allora comincio dalla prima. Controllo un attimo come stiamo andando col tempo. Bene. Allora, parlerò più in generale di motori, però cominciando da un contesto molto specifico, che è il modo in cui il flagello di uno spermatozoo batte e quindi fa nuotare lo spermatozoo e porta il materiale genetico all'uovo. Quindi questa è l'origine della vita, no? Di tutti noi. E quello che vedete ritratti con i colori sono le immagini ottenute per la prima volta 5 anni fa dei motori nella loro azione. Si vedono in due conformazioni, distesa e ripiegata. E proprio da questo cambiamento di forma che quando il motore è attaccato a un filamento che è un microtubulo, che riesce a spingere il microtubulo e a causare cambiamenti di forma del flagello. Quindi il moto di questi spermatozoi è causato da agenti di bassissimo livello, sono delle mollette indipendenti, milioni di esse, eppure producono questo. Cioè producono una coreografia, una danza che richiede non solo la sincronizzazione, ma addirittura il coordinamento spazio-temporale, produrre un'onda. Allora sembrerebbe impossibile capire queste cose, però per fortuna si capiscono queste cose da molto tempo. Addirittura Huygens nel 600 ha capito questa cosa per primo. È possibile che se agenti e oscillatori indipendenti sono collegati in qualche modo, cioè parlano attraverso un terzo mezzo, che in questo caso è un sostrato elastico, si possono sincronizzare. Adesso non vi faccio vedere tutto il filmato, se riesco andiamo direttamente un po' in avanti e vedete che vi assicuro che non sto inventando, cioè non è intelligenza artificiale, è così. E questo è quello che succede negli spermatozoi. Il meccanismo che porta alla creazione del battito flagellare è un fenomeno che si può studiare con gli strumenti dell'analisi non lineare. Tecnicamente è una instabilità alla Hopf, in cui uno stato di equilibrio diventa instabile rispetto a un moto oscillatorio. È lo stesso fenomeno delle bandiere, del flutter delle bandiere. Il vento può avere anche direzione costante, ma la bandiera sbatte. E qui quello che vediamo è che aggiungendo ATP, che è il combustibile della vita, questi motori antagonisti
sono in una condizione di equilibrio bloccata, sono in stallo, finché il livello di ATP non diventa alto e promuove un'instabilità, per cui una delle due partiti, una delle due fazioni, la blu o la rossa, vince. E quindi si crea un moto in una direzione. Adesso ritornerò su questa cosa tra un attimo. Quello che succede poi è che questa vittoria è temporanea e l'altra fazione prende con l'alternanza e dall'alternanza della vittoria di questi due si genera questo ritmo. Questa cosa ve la faccio vedere in equazione un attimo solo, perché l'equazione ha la potenza di farvi vedere dove nasce questa cosa, e questo in un modello semplificato vedete 3 equazioni. Queste 3 equazioni sono 2 riguardano i motori per esercitare la loro azione devono essere attaccati, quindi ci sono delle equazioni della chimica che regolano l'attacco e il distacco dei motori dai flagelli, dai microtubuli adiacenti. Quando il motore è attaccato può esercitare una forza. E allora esercita la forza e combatte con l'elasticità del flagello e la viscosità del fluido. Questa cosa poi rientra con un feedback perché ha un effetto sulla reazione di attacco e distacco. E queste 3 equazioni sono il dialogo tra gli oscillatori, rappresentati dalle prime 2 equazioni, e il feedback con il flagello, che nel video che vi ho fatto vedere era il substrato elastico che faceva parlare i metronomi tra di loro. E va bene, si possono fare tante cose, si possono prevedere le forme, si possono studiare queste cose in dettaglio, questi sono argomenti tecnici. Però c'è una lezione che si può imparare da questo. E c'è un misto di lezione tecnica e lezione più ampia. La lezione tecnica è che per fare l'analisi di queste cose servono 2 momenti. L'analisi della stabilità lineare è il fatto di capire che il sistema diventa instabile e quindi parte. Ma poi c'è l'analisi non lineare che porta a determinare il fatto che il ciclo limite ha ampiezza finita. E cioè questa instabilità non è un'instabilità catastrofica, per cui uno dei filamenti parte e non si ferma più, ma l'instabilità si ferma e il flagello torna indietro. E quindi la piccola lezione che a me piace trarre da questa cosa è che va bene vincere, ma non bisogna stravincere. Quindi l'analogia che si usa in biologia sul tiro alla fune è utile per l'instabilità, ma non rivela il meccanismo profondo di questa cosa, che è il fatto che ciascuna delle 2 fazioni vince solo per un po', ma non stravince. E questo era la prima cosa che volevo raccontare. La seconda riguarda, di nuovo, i motori sono protagonisti, perché mentre prima abbiamo visto i motori in un organello specifico, adesso gli organismi unicellulari ne hanno tanti. I ciliati, come quello che vedete qui, vedete quanti, è un capellone, insomma. Questo è un organismo di circa 100 micron che fa delle cose straordinarie. Adesso vi devo un attimo guidare su questa cosa perché 100 micron sono piccoli e per quanto questo organismo sembri molto complesso, perché ha degli organelli, ha tante ciglia, di fatto è un organismo poverissimo, è un organismo unicellulare, una cellula, una delle nostre 30 trilioni di cellule, una sola. Eppure è in grado di fare cose straordinarie. Questo organismo non ha vista, non ha olfatto, forse sì, non c'è un cervello. Questa è una cosa da tenere presente. Noi vedremo adesso delle cose che è difficile immaginare in un organismo che non ha cervello, ma è quello che vi farò vedere. Una cellula soltanto, senza occhi, senza cervello. Allora, questo organismo, seguiamolo un attimo, c'è l'anatomia dell'organismo condita un po' con un po' di dimensione, di elementi. Noi facciamo i modelli, forse mi sono dimenticato il mio lavoro è rendere queste cose delle equazioni con le quali poi si possano fare delle previsioni. E quindi vedete uno schema che è diventato quasi uno schema di un ponte Morandi, insomma ci sono le forze, ci sono... E quello che vediamo a fianco è l'anatomia di un pasto. Cioè vedremo adesso questo organismo cibarsi di un organismo più piccolo, che sono quelle sferette che vedete, che sono delle alghe, si chiama clorogonio. E vedete che questo organismo ha delle ciglia, con le quali induce un flusso nel fluido, che attrae
il clorogonio e qualche clorogonio finisce nella pancia dell'organismo e qualcuno no. E poi avete visto un'altra cosa importante, questo scarto, questa strana cosa, questo rinculo per cui l'organismo va un po' indietro e poi cambia orientazione. Questa è una manovra stereotipica che si chiama side stepping reaction, che è stata studiata da un biologo pisano scomparso prematuramente, che si chiama Nicola Ricci, e questo, per chi conosce il run and tumble, cioè la chemotassi dei batteri, è la versione eucariota di questa cosa. Provo a spiegarlo con un'immagine. Qui vediamo, diciamo, una successione di queste cose, ma passo all'immagine. Nell'immagine vedete su sfondo nero due insiemi di curve colorate. Sono le traiettorie di questi organismi. Quella in alto senza cibo, e quindi vedete che l'organismo esegue lunghi tratti senza fare questa manovra, questo scarto. E quindi le traiettorie hanno degli archi lunghi. Invece in quella di sotto, dove è stato aggiunto del cibo, i tratti sono molto corti e l'aggiunta del cibo causa una reazione di questo organismo che è l'aumento della frequenza delle side stepping reaction. Quindi quando l'organismo sente il cibo fa questa cosa più spesso. E la conseguenza di questo fatto è che le traiettorie diventano localizzate. Cioè l'organismo non si sposta granché da dove ha sentito il cibo e quindi mangia. Questo è lo stesso meccanismo della chemiotassi dei batteri, è il modo in cui i batteri riescono a essere così efficienti nel fare andare in malora tutto il cibo che noi mettiamo in frigorifero per troppo tempo. E quindi questi organismi sentono e rispondono, reagiscono alla presenza del cibo. E adesso qual è la conseguenza di questo fatto? Dobbiamo pensare che ci stiamo muovendo in un mondo, nella scala del micrometro, dove è tutto fermo, è tutto fermissimo. È una melassa incredibile dove le forze viscose dominano e l'inerzia è piccolissima e quindi è estremamente difficile trasportare le cose, è estremamente difficile miscelare le cose. Quello che vedete qui è un blob, una goccia di una sostanza che è stata messa come marker. Dopo un'ora di osservazione si è espansa, no? La goccia si diffonde e se c'è solo la diffusione molecolare questo fenomeno è molto lento. Questo è quello che succede se fate la stessa cosa in presenza di questi organismi. Vedete che questi organismi, che forse riuscite anche a intuire con dei piccolissimi puntini nella slide, generano un rimescolamento clamoroso e una diffusione molto più veloce. Questo è un meccanismo interessante perché l'unico modo che questi organismi hanno di intercettare il cibo è scontrarsi con il cibo. Se c'è una comunità che lo disperde, aumenta in modo esponenziale la probabilità che un organismo incontri il cibo. Quindi questo è un modo di distribuire le risorse e renderle disponibili agli altri. Ed è proprio così. Quello che vi faccio vedere adesso è un esperimento, il risultato di un esperimento in bianco. Sovrapposto all'esperimento vedete colorate i nostri modelli. Serve solo per dire che capiamo veramente bene quello che succede e possiamo capire quali sono i meccanismi di dettaglio dei flussi che vengono generati e questo in un'ottica poi di cercare di ingegnerizzare dei sistemi bravi quasi quanto questi organismi. E qui vedete la formazione della colonia. C'è una goccia di cibo, il primo che si accorge del cibo, nel cibarsi diffonde, il secondo che arriva e si ferma, il terzo che arriva e si ferma, e tutto questo è una reazione a catena che genera una colonia cibante. E a me questo fa pensare alla nostra assemblea, mi fa pensare alla piazza del villaggio dove arrivano le persone, hanno delle conversazioni interessanti e si fermano. E si fermano finché c'è cibo, finché dura la conversazione. E quando la conversazione finisce, il cibo finisce, tornano a casa. E questo meccanismo di miscelazione e distribuzione del cibo, questa macchina, sparisce. Anche qui c'è una lezione. Qual è il segreto di questo meccanismo? C'è un piccolo segreto che vale la pena di imparare. E il segreto è questo, lo vedete nei primi stadi della formazione di questa cosa. C'è un primo che arriva
e il suo unico interesse è cibare se stesso. Però per fortuna questo atto non esaurisce il cibo a disposizione e il cibo viene trasferito e viene reso disponibile a un secondo e poi a un terzo e a un quarto. Cioè, qual è il messaggio che sto cercando di dire? Che diciamo, da qui la favola, la morale, quella del cavaliere bianco e del cavaliere nero, la morale che si trae da questa cosa è che si può anche essere egoisti, l'importante è non essere ingordi, non essere avidi, cioè tollerare il fatto che altri si cibino anche loro. Va bene, e ci avviamo verso la conclusione e non ho ancora detto che cosa significa simbiocene. E quindi one more thing vuol dire che cos'è il simbiocene. Il simbiocene, secondo la definizione di questa persona, viene dal greco symbiosis e significa companionship. Ho provato disperatamente a tradurre companionship in italiano, non sono contentissimo del... io lo tradurrei socialità, la socialità. E qui rivedete il filmato, ma vado avanti perché voglio andare verso le conclusioni. Cioè, il mio epilogo è su una data, il 1963, che è la data nella quale Giulio Natta ha ricevuto il premio Nobel per la chimica. Incidentalmente è una data anche per Morandi. Nel 1963 Riccardo Morandi è stato eletto alla Royal Society of Arts a Londra. Of Arts, non of Engineering, of Arts. E nel 1963 è successo anche un'altra cosa. Federico Fellini ci ha regalato questo miracolo. I geni sono sorprendenti. Questo filmato ci fa vedere anche la fine. Dopo il girotondo l'orchestra torna a casa. È quello che succede anche ai nostri organismi. Dopo che il cibo è finito, vanno tutti a casa. Questo filmato mi ha motivato, adesso sto facendo l'esperimento in time lapse dove vi farò vedere la prossima volta il ritorno a casa degli organismi. Ma è così, diciamo, in questo filmato motiva il sogno di cui voglio parlare tra un attimo. Quindi voglio concludere ricordando, allora, innanzitutto questo principio di motori distribuiti. Il secondo principio della possibilità che degli organismi unicellulari che non sentono, non vedono, non pensano, siano capaci di gestire collettivamente delle risorse. E l'ultima cosa è sempre del 1963, questo anno che ritornerà anche per un'altra cosa perché è anche l'anno della diga del Vajont. E nel 1963 il reverendo Martin Luther King ha fatto un discorso che è rimasto alla storia e questo invece è il mio sogno. Il sogno mio è pensare a una scienza dei materiali che non è più la scienza dei superlativi, non è la scienza del più forte, del più leggero, del più alto, del più lungo, ma è la scelta dove si riescono a raggiungere dei grandi risultati grazie a un'associazione temporanea di agenti di basso livello, che finito il loro compito tornano a casa. A me la metafora che viene in mente è quella dell'orchestra. Quando io sento la nona sinfonia e poi vedo gli orchestrali e i membri del coro tornare a casa, tornano alle loro case. E con questo segno vi ringrazio.